Buon pomeriggio, ben trovati per un nuovo appuntamento con Sicilia 24 Focus. C'è una violenza che non lascia lividi sulla pelle ma colpisce ogni giorno. È quella che sboccia in un insulto, in un gesto volgare, magari lanciato da un motorino in corsa, oppure da una persona o presunta tale che scende dall'auto con atteggiamento aggressivo e viene verso di te. Magari tu sei anche una donna e quella persona, quell'essere è un uomo molto più alto e corpulento di te. Lo vediamo e spesso lo ignoriamo, ma succede tutti i giorni, lo sappiamo perché lo viviamo davvero tutti quanti nelle nostre strade, nei comportamenti dei ragazzi, anche dei giovani, non solo di uomini adulti che trattano la donna come un bersaglio, un oggetto senza più rispetto e ritegno. Nel focus di oggi dunque parliamo di violenza di genere partendo proprio dalla strada, da quello che accade tutti i giorni mentre noi guidiamo e siamo in auto, perché a volte capita di uscire da casa e non sapere se ci si ritorna o come ci si ritorna. Perché questa violenza sembra esplodere sempre di più? Lo chiediamo al nostro ospite di oggi. Buon pomeriggio, Antonello Arculeo, presidente del Centro Famiglie, che da anni lavora con le famiglie, con le coppie e, cosa ancora più difficile, con gli uomini maltrattanti. C'è proprio un centro specializzato in questo. Allora, dottore, partiamo proprio dalla strada, da quella violenza spontanea, impulsiva, che ci capita di vedere o di subire tutti i giorni. Lo dico perché non faccio utilizzo privato del mezzo pubblico, ma semplicemente racconto una storia come ce ne sono tante. Mi è capitato proprio recentemente, e non faccio vedere il video proprio per evitare anche di enfatizzare troppo questa cosa, perché a volte i video, quelle immagini che noi vediamo, ovviamente accompagnate anche dalle parole, risultano molto più efficaci, ma noi intanto lo vogliamo raccontare. Mi è capitato recentemente di subire una violenza, una vera e propria violenza. È stato un attacco inizialmente verbale e poi anche non fisico, perché diciamo che non ho subito violenza fisica, ma quasi, perché quest'uomo ha evidentemente alzato le mani in aria per 2 volte venendo verso di me. Ma qual è il punto? Come è successo? È successo per strada. In realtà c'era una discussione con un'altra persona, anche questo un uomo che pretendeva di non spostarsi dal suo posto, di non fare marcia indietro per quanto avesse tutto lo spazio. Quindi io stavo discutendo con questa persona in auto con suo figlio tranquillamente. Arriva un'altra auto che non poteva passare, scende una donna. Questa donna si avvicina gentilmente, mi chiede: ma vi potreste spostare, signora? Rispondo: anch'io vorrei potermi spostare, ma non mi danno la possibilità. In mezzo secondo scende dalla stessa auto un uomo. Io pensavo che inizia proprio, arriva violentemente, inizia ad insultare, proprio ad insultare verbalmente. Io dico: signora, ma è suo marito? No, è mio figlio. Io rimango interdetta e dico subito: ma mi scusi, lei permette che questo ragazzo si comporti così, che arriva subito ad insultare una persona senza sapere neanche cosa stesse accadendo? La donna è stata zitta, non continuo nel racconto perché poi va avanti per diversi minuti, ma il racconto è questo: la donna è continuata a stare zitta, questo ragazzo, suo figlio, ha continuato ad insultare e ad alzare le mani. Io non ho risposto a questo ragazzo, sebbene fossi tentata, sapevo che sarebbe finita male, ma non tanto per paura quanto perché mi sono concentrata sulla donna, su sua madre, e continuavo a ripetere a questa donna, guardandola negli occhi: signora, ma è suo figlio? Signora, ma lei perché permette una cosa del genere? Ma lei sta in casa con questo ragazzo? Si deve rivolgere a qualcuno. E da qui l'arrivo del dottor Arculeo per parlare di questo argomento, perché quello che vediamo noi in strada, perché poi ho ricevuto tantissimi messaggi di donne che hanno raccontato di aver incontrato in strada soggetti simili. Poi le cronache poi sono piene, no? Quando a volte succedono accoltellamenti o altro, scaturiscono spesso anche da incidenti stradali o il mancato il mancato, come si dice, senso di marcia, no? Far passare l'auto prima. Dottore, scusate per il preambolo molto lungo, però dovevo raccontare, diciamo, l'antefatto. Beh, io dico che noi viviamo in una società tendenzialmente violenta, cioè la nostra è una società competitiva, violenta, e questo tipo di situazioni capitano molto spesso. Tendenzialmente credo che la violenza sia
in modo abbastanza continuo un segno di insicurezza, e che sia qualcosa che in qualche modo, come probabilmente le rimaneva, qualcosa che poi acquisisci nella tua famiglia d'origine, no? Sia perché, ripeto, molto spesso, e purtroppo noi sappiamo che la nostra cultura è una cultura molto, insomma, in cui purtroppo sono presenti dei, non so, la mafia è una cultura mafiosa, e noi sappiamo che ci sono ampie zone della città che ne sono in qualche modo un po' prigioniere, un po' vittime. Quello che dice lei ovviamente è una cosa che, ripeto, capita spesso. Lei giustamente evidenzia l'effetto di un uomo su una donna, che poi è quello che spesso... A me quello che ha colpito è che questo soggetto, non lo chiamo neanche persona, è arrivato da me direttamente, intanto insultando, senza sapere cosa stesse accadendo. Tu scendi dall'auto, vedi una donna fuori dall'auto che discute con un uomo dentro l'auto, magari è successo qualcosa, scendere e chiedere scusate, è successo qualcosa, possiamo aiutare, noi vorremmo passare. No, invece la donna è scesa a chiedere, non ad offrire aiuto, ma a chiedere gentilmente di spostare la macchina, ma il figlio non ha dato il tempo alla madre di completare la discussione, che è sceso immediatamente insultando. A me questa cosa mi ha lasciato davvero colpita, ma davvero, intanto perché la donna non ha minimamente risposto. Io, se mio figlio si dovesse comportare così, direi: non ti permettere di insultare una donna, un estraneo, donna, uomo che sia, senza motivo. Cioè, anche avendo un motivo non si insulta, non si usa violenza né verbale né materiale né fisica, però comunque avrei detto qualcosa. Invece lei è rimasta zitta, quindi mi è sembrata come se fosse succube. Io mi sono preoccupata per lei alla fine. Ma in realtà quello che dice lei è una cosa che capita molto spesso, no? Nel senso che, dicevamo prima, che ci sono nuclei e famiglie che crescono con una cultura che fa esprimere l'aggressività come canale per potersi imporre sugli altri. Tra l'altro era un ragazzo giovane. A me prima, magari quando ero più piccola, probabilmente non ci facevo caso, ma lei mi potrà confermare anche dal suo punto di vista. Io vedevo che i ragazzi più giovani avevano rispetto delle donne, e delle donne magari anche più grandi. Questo ragazzo non ha avuto il minimo rispetto. Eh sì, no, ma ripeto, è un'anticamera della violenza di genere? Assolutamente sì, nel senso che lei stessa diceva che le violenze non sono solo quelle che riempiono purtroppo ancora le nostre cronache, ma c'erano violenze più sottili, quotidiane, che sono ancora molto parte del maschile. È un fatto oggettivo. Io e noi diciamo sempre la violenza è di uomini e di donne, poi ce n'è una specifica di uomini sulle donne. Le statistiche parlano di un caso su 3, in cui un caso su 3 significa che veramente i numeri sono altissimi. Un caso su 3 di realtà, violenza di uomini su donne? Sì, diciamo questi sono dati diciamo molto precisi e scientifici, e questo non è un caso. La violenza non è solo, come giustamente diceva lei, quella fisica, ma può essere anche molto più sottilmente, perché insomma lei faceva riferimento al fatto che una persona che grida e che manifesta aggressività, ovviamente lei diceva non è arrivato solo gridando, cioè è arrivato proprio insultando. Fra l'altro anche l'assoluto, come posso dire, assolutamente al di fuori di quello che poi era la motivazione. Fuori da qualunque contesto, perché questo... ripetiamo, ovviamente l'insulto, la violenza non è ammissibile in nessun caso, ma in quel caso non è che io avessi tamponato qualcuno o avessi fatto un gesto sbagliato nei confronti di un altro, appunto, automobilista. Ripeto, me come tante altre ragazze mi sono arrivati davvero tantissimi messaggi. In questi messaggi ho riscontrato che quello che capita a tante donne è di ricevere di trovarsi esattamente nella mia situazione, poi ovviamente declinata in modi diversi, in contesti diversi, ma di uomini che insultano serenamente e tranquillamente, anche con fare aggressivo, le donne, per
cui da qui nasce, diciamo, questo ragionamento, che poi è quello che facciamo anche quotidianamente, che spesso io faccio all'interno del Focus, ovvero quello di parlare appunto della psicologia che c'è alla base. E qua diciamo che quei pochi secondi di insulto, di gestualità aggressiva non sono solo uno sfogo isolato, ma sembrano essere l'anticamera della violenza di genere. Nel frattempo ci arrivano messaggi da casa, perché anch'io sempre parlando di questo argomento sui social avevo lanciato una sorta di sondaggio, no? Psicologi all'ascolto, rispondeteci, ma secondo voi la madre è succube del figlio, per cui ha timore di intervenire, di riprendere il figlio, di dirgli stai sbagliando, oppure lei è l'artefice anche di questa cosa? Ci arriva un messaggio da casa: ma quale donna succube? Aspettate, leggiamo, andiamo in fondo. Secondo me ne era molto orgogliosa, addirittura scrivono. Potrebbe Dottore. anche essere, ripeto, ovviamente non so la situazione, però sono le due cose che abbiamo detto. Ci sono dei comportamenti che sono trasmessi dalla famiglia, perché sono, ripeto, manifestazione di prevaricazione sull'altro. Così come è verissimo quello che dice lei, che a noi capita spesso di avere uomini che agiscono comportamenti violenti nei confronti anche della madre o di parenti, quindi può anche benissimo essere, come diceva lei, che fosse succube di questa anche violenza. Perché al termine poi di tutta questa discussione abbiamo spostato le auto, tutti siamo andati via, ma io sono entrata in auto, io continuavo a parlare con la donna, dicevo: signora, lei deve fare qualcosa, lei deve andare da qualche parte, non può stare in casa con un uomo, con una persona del genere. Suo figlio non dice niente, continua a non dire niente, e continuavo a dire alla signora mentre quello gridava, io proprio neanche lo calcolavo: signora, lei deve fare qualcosa. Salgo in auto, vedo dallo specchietto che questo corre verso di me, quindi io subito chiudo l'auto, si affaccia al finestrino e mi dice: lei rovina la gente. Io rovino la gente perché? Perché ho detto a tua madre faccia qualcosa? Ho detto semmai la salvo. Ed è quello anche che vorrei fare davvero qui ogni giorno, se è anche un momento, un minuto di questi nostri appuntamenti, di queste nostre discussioni possono servire per aprire gli occhi, per trovare il coraggio poi di intervenire, io sarei contenta di essere stata utile come voi. Ma come si diventa così, dottore? Voi lavorate appunto con gli uomini maltrattanti e non solo, anche con le donne. Avete questo centro, come si chiama? Si chiama Il Primo Passo, è presente ormai da diversi anni a Catania e anche a Siracusa, e sì, ci occupiamo di chi agisce violenza. Ovviamente ci occupiamo di donne, ma sono pochissime. Non è un caso, perché la violenza è fondamentalmente la violenza, diciamo, di uomini sulle donne. Ma vengono da voi perché riconoscono che vogliono un aiuto, perché sono violenti con le donne rispetto ad una madre, una sorella, una moglie, una fidanzata, o anche semplicemente perché riconoscono di avere un atteggiamento troppo aggressivo, di non riuscire a controllare la propria rabbia, la propria aggressività, cosa che poi può capitare anche a noi donne, a tutti gli esseri umani? Prevalentemente vengono da noi perché hanno un procedimento penale, non tutti, ma noi ci occupiamo di varie cose, ma che li porta a dover seguire a dover seguire, percorsi. ovviamente lo fanno sulla base di un riconoscimento di reità, quindi è ovvio che inizialmente è una motivazione fondamentalmente strumentale su cui noi lavoriamo. Per loro è necessario dover venire da voi, non vengono spontaneamente. Per loro è necessario per non avere una pena ovviamente peggiore, che possiamo facilmente immaginare. Però noi siamo molto selettivi perché, ripeto, questo aspetto che noi ovviamente conosciamo è un aspetto su cui che ci permette di lavorare in un lasso di tempo abbastanza lungo, alcune volte su dei grandi cambiamenti da parte di qualcuno, allora qualche altra volta semplicemente sulla possibilità di controllare situazioni che possono essere violente. Si può intervenire. Ci fermiamo solo per una pausa, torniamo tra pochissimo.
Ritorniamo in studio, stiamo parlando della violenza che non lascia lividi, ovvero la violenza verbale, quella che troviamo intorno a noi, in giro per le strade tutti i giorni. Ho raccontato quello che è capitato a me, come è capitato, come capita tutti i giorni in strada a tantissime persone, come ci scrive anche Carlo da casa. Mi è capitata la stessa cosa, ma al contrario una ragazza mi ha attaccato insultando e gridando senza chiedere spiegazioni. Mi ero solo permesso di dirle di non suonare il clacson a mezzo metro da me. La violenza è diffusa, cioè l'atteggiamento, non la violenza, l'atteggiamento violento, l'aggressività è diffusa, siamo tutti arrabbiati, siamo tutti più che arrabbiati, utilizzerei un'altra parola. Perché? Allora, lei diceva prima una cosa importante, nel senso che quando una ragazza ha un comportamento aggressivo nei confronti di un uomo, c'è una variabile che insomma tendenzialmente non c'è, cioè nel senso che difficilmente io ho paura, semplicemente la metto nell'ordine del comportamento aggressivo, mentre l'esempio che diceva lei, e che è quello che spesso capita, genera anche paura. Io credo che un aspetto molto importante in questo senso è la consapevolezza, cioè capire quando, fra l'altro che è una parte centrale del nostro lavoro, cioè capire cosa sono comportamenti violenti, e questa è una cosa che si acquisisce ragionando e pensando. Dicevo prima che secondo noi è essenziale, per lavorare con le persone violente, lavorare sulla violenza che tu agisci tutti i giorni, perché come dice lei la violenza la agiamo un po' tutti i giorni, e prendere consapevolezza al lavoro, con i figli, con i colleghi, esattamente, e questo è un aspetto, non lo so, le faccio un esempio che prende spunto dal titolo che lei ha dato questo incontro. Quando vengono uomini da noi che hanno agito stalking, hanno molta difficoltà a capire perché sono stati violenti, no? Ma io ho semplicemente suonato, ma io la cercavo, io volevo un chiarimento, ma era ovviamente era molto insistente, era molto insistente, generava paura e preoccupazione. Queste persone spesso non si rendono conto o fanno fatica, quindi fermo restando il fatto che, come dicevo prima, inizialmente la maggior parte delle persone che vengono a noi, perché noi ci occupiamo di diverse cose, quindi lavoriamo anche con volontari, ma la maggior parte delle persone che vengono a noi hanno un procedimento penale e vengono da noi per questo motivo, quindi è una leva che ci permette di lavorare sulla motivazione e eventualmente, cosa che succede, devo dire anche spesso, di fare delle relazioni negative all'autorità giudiziaria. Non è scontato che chi venga da noi ottenga un pass, assolutamente, anzi. Ma quali sono appunto i meccanismi che poi si mettono in moto? Gli uomini, le persone che vengono da voi intanto sono disposti e predisposti al cambiamento? Cos'è che poi li fa smuovere, fa cambiare il loro atteggiamento, o capire che magari una stessa cosa può essere espressa in modo diverso, diciamo così? Ovviamente cambiano le cose da persona a persona. Molto spesso un canale che diventa utile è la genitorialità, nel senso che si pensa che quando ci sono comportamenti violenti in casa, diciamo quasi che vabbè, ma mio figlio nell'altra stanza non sentiva. I figli recepiscono tutto di queste cose, e quindi ovviamente far capire a queste persone questa cosa spesso è un motore di cambiamento. Banalmente certe volte anche evitare, perché a finire in questo momento, grazie a Dio, la legislazione per questo tipo di reati è molto incisiva, e quindi ovviamente sempre più incisiva. Sempre più incisiva. E dopodiché, ripeto, certe volte
c'è una consapevolezza anche di quali sono stati i comportamenti, perché probabilmente quello che dice lei, no, rispetto a questa persona di cui ovviamente non posso parlare nel dettaglio, magari insomma ci si sveglia male, e ovviamente io do spazio al canale. No, non è una, non era una giornata storta. Non è per niente una spiegazione, ma semplicemente è una non consapevolezza. Non consapevolezza, però la non consapevolezza può averla il figlio, ma un genitore, e qua inserisco anche il ruolo del padre, dovrebbe averla per il figlio, perché in quel caso era presente la madre ed era presente anche il padre che era in auto, che guidava, che non è mai sceso dall'auto. Tenga Quindi conto. hanno praticamente approvato, perché non sono intervenuti, non si sono dissociati, non hanno detto mezza parola, il comportamento del figlio. Tenga conto che moltissime delle persone che vengono da noi hanno delle famiglie dove hanno avuto un'infanzia caratterizzata da comportamenti violenti dei genitori. Oppure, come dice lei, appunto, semplicemente ci sono genitori che sono molto... O, come diceva prima forse la persona che scriveva, crescono con questa cultura, no? Ripeto, Cioè che manifestare, torto. se ci pensa, questo è un comportamento più basico che abbiamo, cioè non contraddire il figlio maschio in questo senso? No, fondamentalmente immaginare che il comportamento violento sia il canale per imporsi sugli altri, per manifestare la forza. Ripeto, credo che l'insicurezza sia l'aspetto primario. Ma volevo vedere se ci fosse stato un uomo al posto mio, se il comportamento sarebbe stato uguale. Sicuramente sarebbe stato diverso, perché credo che il fatto, come dicevo prima, la violenza è prevalentemente una violenza di uomini sulle donne, ma anche uomini tra loro sono spesso violenti. Mi capita, penso a tutti noi, di vedere uomini che manifestano la violenza. Ripeto, la violenza di uomini sulle donne è uno specifico che purtroppo riempie le nostre cronache e la nostra vita quotidiana, anche quando qualcuno in palestra dice a una donna vorrei beata quella panca, che è un comportamento violento ed è un comportamento che molto spesso tra uomini suscita ilarità. O situazione di sostegno. Solo che adesso qualche donna, alcune donne, magari anche molte donne, rispondono, mentre prima si stava in silenzio e magari si lasciava correre, adesso invece molte persone rispondono, molte donne rispondono. Grazie a Dio la cultura sta cambiando, sono aumentate tantissimo le denunce, sono aumentate e fra l'altro esistono anche denunce non vere. Esatto, ma uno lo capisce. Stavo dicendo proprio questo. Aumentano le denunce vere, perché poi denunciare veramente è davvero difficile per la donna. Credo che riconosco da tutte le storie che sento e che poi ovviamente magari non vengono pubblicate perché non si trasformano in denuncia, che denunciare continua ad essere difficile, ma aumentano tantissimo anche le denunce da parte di donne false. Capita, purtroppo capita. Come si lo riconoscono? Dico, ecco, stavo dicendo questo, le riconosci facilmente, perché premetto che la violenza è ancora, purtroppo, anche se questo sta diminuendo, un fenomeno sommerso, e quindi è un fenomeno in cui molto spesso chi subisce violenza è zitto. E quindi quell'atteggiamento silente che la colpiva così tanto in realtà è abbastanza comune in chi, ovviamente non sto parlando dello specifico che non conosco, no, a me è sembrato così. Però voglio dire, è probabile che è così, e chi la subisce spesso è così. Quindi chi opera in queste cose lo capisce quando c'è un'effettiva invece la violenza. denuncia falsa, non veritiera, da parte di una donna verso un uomo, può capitare. E approfondendo le cose le capisci. Devo dire, a noi perché possono è capitato, dire la tua parola contro la mia. Su altri aspetti del nostro lavoro, diciamo che ha caratterizzato la mia vita professionale, è capitato che ci sono state persone che
sono state investite da accuse gravi e false, e in alcuni casi, ecco, per esempio c'è l'idea, per me assolutamente falsa, che spesso gli uomini dicono, gli uomini che vengono da noi, che la legislazione è tutta a favore delle donne. In realtà io non credo che sia così. A noi è capitato tante volte, ripeto, in altri ambiti di lavoro, non in quello di cui stiamo parlando, di avere a che fare con donne che venivano riconosciute insomma in difficoltà rispetto per esempio alla genitorialità o dei comportamenti. Ripeto, però questo non può eliminare il fatto che la violenza è prevalentemente una violenza di uomini verso le donne. Anche quello, perché se no il rischio poi è quello di insomma, perdere, Sì. Perdere il focus. Sicuramente, anche quella comunque della donna che denuncia in maniera fasulla un uomo per stalking o per violenze fisiche, anche quella è una violenza da parte della donna sull'uomo, e anche in questo caso purtroppo ci sono tanti esempi. Quello che a me continua a rimanere qui proprio come pallino è quella madre, cioè proprio mi ha fatto in qualche modo tenerezza, da una parte rabbia, dall'altra tenerezza. Io spero che magari possa vederci in questo momento, possa arrivare a lei questa nostra puntata del Focus di oggi, per dire: signora, se ritiene che ci sia qualche problema in caso, denunci. Speriamo. O comunque chieda aiuto. Speriamo. Cosa si può fare? Si viene da voi al centro famiglie, dove vi trovate? Premetto che il nostro è un lavoro... Anche perché voi fate un lavoro, e siamo davvero in chiusura, abbiamo l'ultimo minuto, proprio con le famiglie o con le coppie? È diverso quello che facciamo con le famiglie e le coppie rispetto al lavoro che facciamo con i maltrattanti. Diciamo che il lavoro, come dicevo, presupporrebbe, sarebbe bello che fosse in sintonia tra chi segue le donne, quindi con i CAV, con i centri che si occupano di donne vittime di violenza, e il nostro, perché noi alla fine ci occupiamo della stessa identica cosa. E molto spesso purtroppo, ecco, quasi tutte le donne degli uomini che vengono da noi non vanno. E come dice lei, quello che succede prevalentemente è che non vanno presso i CAV. Pochissime cercano di farsi aiutare, qualcuno da uno psicologo, qualcuno presso un centro antiviolenza. Siamo davvero in chiusura. In che senso non vanno nei CAV? Se gli uomini sono da voi è perché è stata fatta, sporta una denuncia, no? Quindi le donne hanno denunciato, ma qual è lo step che manca? Non sempre. Andare dallo psicologo la donna per... Allora, non sempre le donne hanno denunciato, o perlomeno certe volte le donne, perché ormai la legge prevede diciamo una denuncia che può essere fatta da chiunque. Si chiama d'ufficio, quindi può essere fatto dal vicino di casa, da un'altra persona, e spesso è così. Chi fa questa denuncia molto spesso, come dice lei, è la cosa che la attiva così tanto, non ritiene poi di doversi fare aiutare. Speriamo che la madre di quest'uomo lo comprenda, ma molto spesso non è così. Semplicemente si limita a essere, diciamo, avviluppata nelle sue paure o nei suoi timori. Grazie dottore Arculeo per essere stato con noi. Speriamo comunque di lanciare sempre con questo nostro breve spazio una riflessione in casa, in chi ci sta ascoltando in questo momento, riflettere, guardarsi tutti quanti dentro, guardare o guardarci dall'esterno, no? Nei nostri atteggiamenti, nei nostri comportamenti, per migliorarci tutti sempre di più. Migliorando noi stessi potremmo migliorare la società. Non guardiamo sempre solo fuori, la colpa non è solo e sempre degli altri, giusto? Sì, assolutamente, grazie dell'opportunità, perché parlare di violenza è sempre necessario. Grazie dottore, grazie a tutti quanti voi per averci seguito. Se volete rivedere la puntata andate sul nostro sito Sicilia Web. Arrivederci.